decima ce la faremo. Sì. Qui Gorizia, per fare il punto della situazione per quanto riguarda la distribuzione del carburante al confine tra Italia e Slovenia, la migrazione continua verso l'ex Repubblica Jugoslava, ma quello che conta, Rizzi, che tra qualche giorno vedremo clamorose novità in positivo anche per voi. Sì, si spera che questo andamento, che per adesso è soltanto verso l'alto, cambi verso, pian piano si riduca il prezzo del petrolio e quindi anche il prezzo del carburante, Certo, venga un po' a calare, specialmente dalla prossima metà della prossima settimana, credo, dalle indicazioni che noi vediamo. chiaro. Senta, se Atene piange, Sparta non ride, viene da dire, no? Perché ci sono clamorose novità in Italia, perché da voi qui in Friuli c'è la situazione anomala, no? Perché c'è la migrazione verso la Slovenia, ma addirittura verso la zona di Bolzano, in particolare dell'Alto Adige, gli sconti sono ancora più bassi e più vantaggiosi, no? Rispetto all'area di confine della fascia 1. Sì, allora, a provincia autonoma di Bolzano gli sconti sono più alti, nel senso sono molto maggiori rispetto ai contributi, perché qua dobbiamo parlare di contributi nostri. Il contributo della benzina in prima fascia in Friuli Giulia è 21 centesimi e sul gasolio è 14 centesimi. E invece, osservando anche proprio ieri i contributi, gli sconti fatti dalla provincia autonoma di Bolzano, si aggirano verso i 40 centesimi al litro di sconto, quindi sconti importanti che servono veramente a compensare il divario tra quella parte d'Italia con la vicina Austria e la vicina Certo. Svizzera. Senta, i maligni dicono ma la Slovenia compra in Italia, dunque c'è il vantaggio dall'altra parte. Voi che proposte fate a chi di dovere? No, allora, che la Slovenia acquisti in Italia in realtà è sbagliato. La Slovenia ha dei depositi in Italia e quindi è un prodotto loro. Quindi le compagnie Petrol e quant'altro vengono sì in Italia, in un deposito italiano, a prendere la loro merce. La proposta che abbiamo fatto più volte alla regione Friuli Giulia, quindi a Fedriga, è di modificare la legge 14 del 2010, gli articoli di riferimento, quelli che parlano dei contributi, che in questo momento sono fissi, come detto in precedenza, e gli chiediamo di variare, come è nella provincia autonoma di Bolzano. Quindi prendere il prezzo medio italiano e prezzo medio sloveno e fare lo sconto nella parte est della regione, e prendere il prezzo medio italiano e il prezzo medio austriaco nella parte nord della regione e applicare ovviamente gli sconti e i contributi. Bene, da Gorizia è tutto, come si dice in questi casi, linea allo studio.